Il sindaco Sindoni, con le sue battaglie politico-culturali, ha reso Capodorlando capoluogo del recupero della memoria storica, dell'orgoglio e del riscatto del popolo siciliano. Queste le motivazioni lette nel corso della consegna al sindaco di Capodorlando della tessera di socio onorario del MIS, il Movimento per l'indipendenza della Sicilia, fondato nel 1943 dall'onorevole Andrea Finocchiaro Aprile. Alla cerimonia svoltasi sabato pomeriggio nell'aula consigliare Falcone e Borsellino si è discusso dell'autonomia tradita e dell'attualità dello statuto speciale che, se applicato nella sua interezza, renderebbe la Sicilia un quasi Stato. Oltre ai vertici del movimento presieduto dal professor Salvatore Musumeci, sono intervenuti anche l'onorevole Cateno De Luca e il consigliere provinciale Roberto Cerreti dell'MPA, i vertici del Partito del Popolo Siciliano e del Partito Autonomista Siciliano. Ci siamo resi conto che l'amore per questa terra che ha manifestato Enzo Sindoni è un amore veramente da indipendentista. Lo ha fatto creando Capodorlando capitale, a nostro avviso, del recupero della memoria storica del popolo siciliano. L'azione amministrativa, l'azione del sindaco Enzo Sindoni da noi è da condividere, da sostenere e da ammirare, con la speranza che anche altri si attivino con lo stesso risultato politico. Ne sono orgoglioso perché comunque è il risultato, è un passaggio di un cammino che per me risponde sempre a un'etica, che è quella del vivere i valori nei quali si crede, a qualsiasi costo, con i limiti e le contraddizioni che ogni uomo ha, ma con rigore che un amministratore deve avere. Quindi mi sento estremamente gratificato per quello che ritengo comunque come sempre un punto di partenza e non d'arrivo.